Dopo l'ondata di maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuta anche nel veneziano, colpendo soprattutto la zona del Veneto orientale, ma anche Mestre, Venezia, Marghera, la riviera del Brenta, questa volta la provincia sembra essere stata risparmiata. È stata toccata marginalmente, mentre la settimana scorsa ci sono stati dei problemi nel porto gruarese, quindi Veneto orientale, e poi a Marghera c'era stato l'evento che aveva riguardato il petrolchimico, però questa volta diciamo che non abbiamo avuto il fenomeno che abbiamo avuto la serata della settimana scorsa, quando c'è stata una precipitazione molto concentrata nel tempo che ha investito questa area. Quindi questa volta le cose insomma sono andate in maniera decisamente diversa. Preoccupazione tra gli operatori turistici in attesa di una stagione che però non decolla. Abbiamo registrato la settimana scorsa 130 mm di pioggia a Jesolo, è una cosa che non si riesce a trovare nei dati che abbiamo a disposizione, e questo è stato un mese di maggio particolarmente piovoso in tutto il Veneto, compreso appunto il litorale, un mese di maggio assolutamente da dimenticare, mi dicono gli operatori turistici. Io mi auguro che col mese di giugno si possa recuperare la stagione e poi faccia 3 mesi assolutamente belli, magari con qualche pioggerellina, perché poi passare dalle troppe piogge alla siccità ormai sta diventando un'abitudine che assolutamente non va bene neanche questo. La pioggia delle ultime settimane però dovrebbe far scongiurare il timore siccità quando arriveranno sole e caldo. La ricarica delle falde è un evento abbastanza lento nella sua evoluzione, però sicuramente questo è positivo. C'è stata anche più neve in montagna, quindi insomma abbiamo i laghi totalmente pieni, insomma qualcosa di positivo il fatto di aver avuto questi mesi particolarmente piovosi o nevosi c'è. Ovviamente se poi dovesse esserci una siccità che perdura per tanto tempo, poi la situazione diventa difficile. In Sicilia lì sono in piena siccità ormai da tempo, e quindi è la conferma del fatto che i fenomeni estremi si stanno intensificando. Si passa da troppa pioggia condensata nel tempo a periodi di grande siccità, e quindi un'estremizzazione del meteo che ovviamente non fa bene a nessuno.